quand le monde amenava sul latte, e lo misuravano per cominciare, poi lo filtravano e après lo mettevano a cuocere e invece lo salvavano. Quando era a temperatura bulguta, lo mettevano in una grossa cuba e mettevano la presura. E coglio sperare che un po' duro che lo cogliato si fogesse. E un po' che ero cogliato abbiamo dei mulo che operavano dei foiselos e mettevano che lo cogliato lo occupavano ma una porra che abbiamo per far sortire lo gaspo. Che lo gaspo servizio fa mangiare lo sporco. Lo sporco a monti lo rendeva a monti, che era lo paesano che portavano sul latte. Prendiamo 40-50 litri di gaspo. E poi una sporca. Facevano un coblo cogliato e sculato, lo mettevano nelle foiselas e facevano lo formaggio di Roquefort. E lo guardavano chi in sala caldo un po' di giù, poi lo mangiavano per fare dai in una pièce che era un po' più fresca e in attendendo che io avevo un camion che passava cada settimana per ramassare le formaggi per lo far affinare a Roquefort. E voilà, che era il formaggio di Roquefort. Allora abbiamo una palla qui che faceva una scumetta come una palla, ne prendiamo una polata, la mettiamo al fondo della foisella, mettiamo un po' di pammosito che pelavano in altre e tornavamo a mettere un altro cucciolo di cogliata e poi... Tassavo qui e voilà. Abbiamo due foisellas e rigiuniamo lo svos, perché in seguito... Che faceva pas qu'un formaggio. Che faceva pas qu'un formaggio e voilà, la tradizione del cause negre.